questo mistero concede al tuo servo Simone, il sacerdote, che sia addormentato in Cristo la gioia di risorgere per mezzo di lui. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. anche quasi mischiandosi assieme agli altri. Lo stile fa la differenza, ma in questa Eucaristia siamo aiutati come dalla luce della Pasqua, da questa parola del Vangelo di Marco al capitolo 10. Siamo invitati a stare sulla stessa via di Gesù, non su un'altra, non una parallela, non una migliore. Vorremmo dire anche noi, forse come Pietro, non su questa via, te ne indico io un'altra. Abbiamo sempre una risposta a portata di mano, ulteriore, anche per Dio. E Dio invece nella sua provvidenza sa qual è il suo disegno, che è sempre un disegno di amore, anche quando così non appare evidente ai nostri occhi. Il Vangelo ci dice che stare sulla via di Gesù, sulla stessa via di Gesù,
richiede di purificare certe visioni della vita, certe visioni di Dio, certe visioni della Chiesa, perché no, certe visioni del ministero che tante volte ci accompagnano e si discostano dalla visione di Gesù. Dovremmo poter dire a chi ci chiede qual è la visione della tua vita, qual è la tua visione di Dio, degli altri, della storia. Dovremmo almeno poter dire la mia vuole essere quella di Gesù. Probabilmente subito dopo, lo dico almeno per me, dovremmo confessarne ancora la distanza che ci separa da questa visione. Giacomo e Giovanni incarnano molto bene, assieme agli altri 10, altre visioni e probabilmente anche noi ci accodiamo a loro. Ma il Signore, nella sua grande pazienza e benevolenza, indugia ancora in quell'atteggiamento di cura per cui per la terza volta nel suo annuncio di passione, morte e resurrezione ancora insegna ai suoi discepoli come stare su quella via, come non andare altrove, come non andare fuori strada. Chiede questo Vangelo a noi una purificazione continua del cuore, sì, perché sedere a destra o a sinistra, bere allo stesso calice di Gesù, essere battezzati nello stesso battesimo di Gesù, sì, è possibile, ma non come e quando prevediamo noi. Non come e quando prevediamo noi, non come viene in mente a noi. Non così. Non così. E allora vogliamo chiedere al Signore di lasciarci purificare da Lui stesso, da queste a volte false visioni che ci possono accompagnare. E vorrei chiedere per me, per tutti quanti noi, al Signore, questo dono che ha accompagnato la vita del nostro fratello Jean Simon Joux, questo senso maggiore di bontà e di semplicità. Mi mancheranno i messaggi che questo fratello ogni tanto, non certo per piaggeria o per mettersi in mostra, mandava, carichi di gratitudine, di riconoscenza, di chi sa che ciò che si ha è solo dono, è dono di Dio. Grazie, caro Jean Simon Joux. Il Signore ti spalanchi le porte del paradiso, tuoi genitori, i santi, ti accolgano nel regno di luce e di misericordia infinita.
santi di Dio, accorrete, angeli del Signore. Jean-Simon Jude ti accolga Cristo che ti ha chiamato e gli angeli ti conducano con Abramo in paradiso. L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a lui la luce perpetua. In paradiso ti accompagnino gli angeli, al tuo arrivo ti accolgano i martiri e ti conducano nella Santa Gerusalemme. Nelle tue mani, Padre Clementissimo, consegniamo l'anima di questo nostro caro fratello, confortati dalla sicura speranza che insieme a tutti i defunti in Cristo, con Lui risorgerà nell'ultimo giorno. Ti rendiamo grazie, o Signore, per tutti i benefici che gli hai dato in questa vita, segno della tua bontà verso di noi e della comunione dei santi in Cristo. Nella tua misericordia senza limiti, ascolta, Signore, le nostre preghiere, apri a Lui le porte del paradiso e a noi che restiamo qua giù, dona di consolarci a vicenda con le parole della fede, fino al giorno in cui saremo tutti riuniti in Cristo e potremo così vivere sempre con te e con questo nostro caro fratello, per Cristo nostro Signore. Ecco, prima della benedizione, insieme al Vicario Generale, ringrazio tutti i confratelli sacerdoti e anche i confratelli malgasci assieme alle suore e ad alcuni laici che hanno partecipato, anche i laici delle parrocchie che amabilmente questo nostro fratello ha servito in questo tempo qua giù, e anche coloro che lo hanno riconosciuto, così come anche gli altri confratelli di Casa Buon Pastore che si sono presi particolarmente cura di lui. Ecco, portiamo questo bell'esempio di vita sacerdotale. Non ha fatto scintille, ma ha fatto luce. E il Signore da noi non vuole le scintille, ma vuole che nel piccolo siamo dei piccoli segni di luce. Per volontà dei familiari la salma giungerà nella sua patria di origine per poterli riposare. La nostra Chiesa continua ad essere in unione con la Chiesa di origine di Don Simon Jude e volentieri i sentimenti di vicinanza e di preghiera per i familiari, per il caro confratello Vescovo e per tutto quel presbiterio. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica e vi custodisca Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Kami sudah sikawani Jerusalem mabawah Kaji saranya nakawi Faifana kita familia Pada kisah